3 cortometraggi con protagonisti dei bambini per narrare gli artisti, intellettuali, scienziati e poeti che hanno portato nel mondo la grande cultura del Veneto. I 150 anni dell'entrata dell'Italia nelle terre venete può essere il momento per fare anche un resoconto di quello che è avvenuto, di quello che è capitato anche prima appunto del 1866 e anche uno spunto per guardare avanti. I cortometraggi fanno parte di un progetto educativo della regione che dal 16 al 22 ottobre vedrà un festival di urban art diffuso in tutto il territorio veneto. È un progetto ambizioso per narrare da un punto di vista nuovo la nostra storia, ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, affidando il ruolo di protagonisti a coloro che abitano il futuro, i bambini di oggi, uomini e donne del domani. I 3 video seguono una linea temporale che parte dalla preistoria per giungere ai nostri giorni attraverso figure emblematiche. Quindi un momento di riflessione, un momento di approfondimento, un momento anche per magari avere iniziative nuove e diverse dal solito, quindi riqualificazioni urbane come prevede questo progetto, ma soprattutto, ripeto, un momento di riflessione per guardare il nostro passato, guardarlo magari con occhi diversi e rilanciare verso il futuro qualcosa che può essere interessante per queste terre.